Buongiorno Sicilia, oggi è giovedì 3 ottobre, da Angelo Gagliano e da... Un saluto da Marco Carli, anche fra poco i riflessi delle notizie che andremo a dare anche sulle pagine dei quotidiani. Di nuovo a te Angelo. Grazie Marco. Allora noi come sempre cominciamo con la cronaca, con le notizie anche dell'ultima ora. Ieri è stato convalidato il fermo delle due donne accusate di avere cosparso di benzina e poi dato alle fiamme una giovane di 26enne proprio a Catania. La decisione del GIP a seguito anche di quelle che sono delle prove legate alla visione di alcuni firmati, come quello in cui proprio le donne acquistano la bottiglietta con la benzina. Pare ci sarebbe anche un video dove sempre le due donne che sono state arrestate acquistano anche un accendino. Intanto vediamo le immagini proprio dell'acquisto della benzina in questo servizio. Indizi nei confronti di Agatina Vitanza e Rosa Alessandra, quest'ultima già sottoposta all'obbligo di dimora per un altro procedimento. Per entrambe la procura ha convalidato l'arresto. Le immagini di videosorveglianza di un distributore di benzina in piazza Bovio, vicino al luogo dell'aggressione, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Come si vede, una donna a bordo di un'auto bianca si ferma al distributore, nei sedili dietro altri passeggeri. L'operatore riempie una bottiglia trasparente con della benzina e la consegna alla persona alla guida. Queste immagini dimostrerebbero che le indagate sarebbero state le autrici della grave aggressione ai danni della 26enne, ora ricoverata in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania, con gravi ustioni. Le riprese confermerebbero la premeditazione delle assalitrici, che avrebbero agito, come scrive nell'ordinanza di convalida del fermo la GIP del Tribunale di Catania, con lucida ferocia. Dopo aver fatto un giro di ricognizione in auto ed essersi accorte che ad attenderle c'erano almeno una ventina di donne, hanno acquistato un accendino di colore verde e nero in un tabacchino. Entrambi i momenti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Alla base del gesto, oltre alla lite telefonica tra due ragazzine per l'ex fidanzato di una delle due, anche parole offensive che secondo le due indagate andavano vendicate. Adesso andiamo proprio da Marco Carli per vedere come stamattina sui quotidiani la notizia viene riportata. Esattamente, andiamo sulla prima pagina del Tomo di Catania della Sicilia, troviamo notizie sui fondi PNRR, ma in taglio basso, ecco qui la notizia che abbiamo dato proprio in apertura della nostra trasmissione. Questo è il titolo, sottolineiamo, diedero fuoco alla vittima, le due indagate restano in carcere. Il GIP le ha definite capaci di lucida ferocia e ha ritenuto che l'aggressione sia stata studiata, come avete sentito nel servizio di Desiree Ferlito, sia stata studiata a tavolino. Il giudice parla di gesti che per i mezzi adoperati volevano causare la morte. Andiamo a guardare anche velocemente l'interno dell'articolo della collega Francesca Aglieri-Rinella, un gesto organizzato, studiato e infine eseguito sulla scorta di un moto di rabbia, ma sulla base di una sostanziale pianificazione, con le due indagate capaci di lucida ferocia. Sono alcuni dei passaggi dell'ordinanza con cui il GIP Simone Ragazzi ha convalidato il fermo di Agata Vitanza e Rosa Alessandra Gennamari. A te Angelo. Grazie Marco. Adesso invece voltiamo pagina, parliamo della crisi idrica, perché su questa questo grande dramma che vive la nostra regione hanno acceso i riflettori le procure della Repubblica della nostra regione. Sono due tribunali che indagano al momento per soltanto l'acquisizione di informazioni, sono quelli di Enna e di Palermo, e il governatore di Sicilia parla di nei prossimi mesi, nei prossimi anni avviare una riforma strutturale proprio per l'acquisizione negli invasi delle risorse idriche, quindi si parla di dissalatori. Ma sentiamo il servizio. Anche le procure della Repubblica si interessano adesso alla crisi idrica. Documenti sono stati acquisiti nelle sedi dei principali acquedotti dell'isola. Attualmente sono due le inchieste aperte, una solo conoscitiva a Palermo, un'altra che è già un po' più avanti ad Enna. Intanto le piogge di settembre non aiutano a risolvere la crisi idrica. Lo dice il SIAS, il sistema di rilevazione delle precipitazioni nell'isola. L'instabilità settembrina ha portato piogge diversificate che non hanno dato benefici alle dighe e ai centri di raccolta. Solo in un caso, il 9 settembre,
settembre. La pioggia ha interessato l'intera regione garantendo un piccolo apporto d'acqua alle dighe. La crisi idrica dunque permane e rischia di aggravarsi, per questo il presidente della regione Renato Schifani ha convocato e presieduto a Palazzo d'Orleans un vertice sulla siccità, al quale hanno partecipato gli assessori regionali all'energia Roberto Di Mauro e all'agricoltura Salvatore Barbagallo, oltre ai dirigenti generali del Dipartimento della Protezione Civile Salvo Cocina e di tutti i dipartimenti e autorità interessate. Nel corso del vertice è emerso che attualmente negli invasi siciliani ci sono circa 60 milioni di metri cubi di acqua disponibili rispetto ai 300 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. In una riunione della cabina di regia ho indicato un percorso, emergenze sì, ma possibilmente che siano emergenze che facciano parte di un piano infrastrutturale a medio-lungo tempo, non soltanto tappare i buchi, ma fare in modo che quelle soluzioni facciano parte di un progetto di messa in sicurezza del sistema idrico. Ad essere colpite sono soprattutto le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, dove crescono tensioni e proteste. Nel catanese siracusano e ragusano la crisi riguarda soprattutto coltura e campagna, mentre a Palermo parte fra una settimana esatta il razionamento dell'acqua nelle case. E allora, questo tema immagino anche oggi sarà presente sui quotidiani in maniera diciamo piuttosto robusta. È proprio così, infatti troviamo riflessi della notizia sulla siccità che tiene banco in Sicilia ormai da mesi anche sui quotidiani nazionali. Addirittura c'è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, andiamo a guardarlo assieme, con una parte consistente degli abitanti della Sicilia senza acqua. Sicilia in 2 milioni senza acqua, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. La crisi idrica, la diga sui Nebrodi, ha 2 milioni di metri cubi di acqua su una capacità di 30. Alle corde, come abbiamo sentito dal servizio, ci sono Caltanissetta, Enna e Agrigento, ma tutta la regione è in sofferenza. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, ma troviamo la notizia ovviamente anche sui quotidiani regionali. Ad esempio sulla Sicilia ci sono le parole di Schifani che in parte avete sentito nel servizio, acqua del mare dissalata per risolvere la crisi idrica in Sicilia, il piano Legambiente contraria, inchiesta dei PM a Enna, sentito anche il deputato regionale Venezia. Guardate questa tabella sui numeri, 110 giorni senza acqua in vari quartieri di Caltanissetta, 60% di perdite nella rete di Agrigento, 90 litri al secondo invece la dispersione a Enna. Un'ultima pagina che vi facciamo vedere su questo argomento è da Repubblica Palermo, silos nelle piazze via il piano della regione per i comuni senza acqua, che diciamo ci sono tante dighe che restano a secco e che potrebbero restare a secco nel giro di 2 mesi se non dovesse piovere in Sicilia. Grazie Marco. Adesso da un'emergenza all'altra, perché parliamo della difficoltà di trovare lavoro nella nostra regione. Ieri a Palermo oltre 600 candidati per essere assunti da WeBuild, un colosso che si occuperà anche della costruzione del ponte sullo stretto. Tutti in fila dalle prime ore del mattino, giovani o meno giovani, ma soprattutto tantissimi disoccupati. C'è gente che è arrivata a Caltanissetta, da Catania e anche da Agrigento, tutti in fila per un posto di lavoro. Palermo, assessorato al territorio, iniziano oggi le selezioni della WeBuild alla ricerca di lavoratori per i propri cantieri. Clip che sono una fotografia di una disoccupazione che in Sicilia cresce. Le aspettative sono quelle di avere una sicurezza sul lavoro che ci consenta un futuro molto più agiato, visto che veniamo da essere un po' non avere un po' quello che dovremmo avere con l'edilizia, avere un po' più diritti, avere uno stipendio sicuro, avere delle paghe buone. Il lavoro sono oggi qua sperando di trovare la sicurezza per vivere e mantenere la nostra famiglia, perché se no siamo costretti a partire, andare in altri posti.
Io ad esempio ho 54 anni. Lei lavora in questo momento? Per il momento sono inoccupato, cioè disoccupato. Lavoravo per un'azienda, come per situazioni... Quindi questo è il posto della vita? Sì, anche perché a 54 anni mi consentirebbe, se si riuscisse ad entrare in questa azienda, di arrivare praticamente a un'età pensionistica. Giovani e meno giovani, la speranza di poter trovare un lavoro nella Webuild grazie anche all'apporto della Regione Sicilia. Lei da quanto è disoccupato? Da sempre. Non ha mai trovato lavoro negli ultimi anni in Sicilia? No, perché io non voglio lavorare, perché non si trova lavoro. Il dramma dell'occupazione, Marco. Sì, esatto, che viene ripreso ovviamente su tante pagine dei quotidiani regionali, partendo da Repubblica Palermo, che inquadra così la notizia che abbiamo sentito nel servizio di Marco Gullà: la carica dei 600 e l'illusione del posto fisso, le dichiarazioni delle persone, siamo pronti a tutto, anche a fare i muratori. E chi lo dice? Neolaureati, diplomati, babysitter, ex marinai, persone che non hanno mai indossato l'elmetto e che si trovano in fila per le selezioni appunto di Webuild a Palermo, e che danno il senso di quella che è la ricerca del lavoro in Sicilia, con vari altri concorsi che tengono impegnate tantissime persone in questi giorni. A proposito di Webuild e Regione, anche qua il Recruiting Day, sono arrivati a Palermo da ogni parte dell'isola per le selezioni che sono state avviate dalla multinazionale delle costruzioni. Oggi un nuovo appuntamento, sono 4 le giornate per il programma di formazione e impiego, leggiamo sulla Gazzetta del Sud. Sulla Sicilia invece troviamo la notizia a fondo pagina, nelle pagine interne: Webuild, operatori di cantiere, partite le selezioni a Palermo, si proseguirà anche il 9 e il 10 a Catania. Grazie Marco. Adesso ancora difficoltà della nostra regione, perché da Palermo, per dare sostegno a chi ha difficoltà, è stato introdotto parte questo esperimento del reddito alimentare. Sentiamo ancora Marco Gullà. Con una povertà che cresce di anno in anno, a Palermo si sperimenta il reddito alimentare, una misura di sostegno per le famiglie che hanno notevoli problemi economici. Lo scopo principale è quello di ridurre gli sprechi alimentari e di dare sostegno a soggetti in condizioni di assoluta povertà. Questa misura ci consentirà di intervenire da un lato sugli sprechi alimentari, dall'altro di rimetterli in un circuito virtuoso, facendo in modo che le persone che hanno bisogno vengano inviate a questo ente del terzo settore che è aggiudicatario in questa fase della misura, perché l'avviso resta aperto e quindi tutti sono nelle condizioni di partecipare. Mi riferisco al terzo settore, mi riferisco alla grande distribuzione alimentare, e dopodiché verrà attivata la misura di aiuto che prevederà anche la distribuzione del fresco. Ma in Sicilia aumentano anche le famiglie che fino a qualche anno fa godevano di una certa stabilità economica e che adesso, a causa anche dell'inflazione, si trovano in una fascia cosiddetta grigia. C'è una condizione che riguarda quella famosa classe media, quel ceto medio, se così si può definire, che ha bisogno che l'ente locale, le istituzioni, lo Stato intervenga a sostegno di alcuni strumenti. Penso all'affitto, penso al pagamento delle utenze, penso alle spese educative, ed è per questo che da quando è stato aperto il Fondo Povertà Quota Servizi noi possiamo oggi anche aiutare le famiglie che non sono percettrici di ADI, ma che hanno una situazione di lavoro magari non bastevole o magari precaria. E adesso andiamo a ultimare la rassegna stampa regionale con Marco Carli. Sì, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia di Catania, come al solito diviso in due, la pagina di apertura con 2 titoli, uno sulla cronaca internazionale, sulla guerra, poi ritroveremo queste notizie ovviamente quando ci occuperemo della rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani nazionali, e poi la situazione della siccità. Israele-Iran, una guerra di vendette, situazioni
in Medio Oriente in fiamme, con Biden che vorrebbe mediare, no attacchi a siti nucleari. E poi invece il titolo più legato alle vicende di Casa Nostra sale in zucca, ne abbiamo già parlato poco fa, con Schifani, acqua del mare dissalata per risolvere la crisi idrica in Sicilia. C'è anche un dossier del PD con gli sprechi e la cattiva gestione in questo senso. Andiamo poi su Gazzetta del Sud per vedere invece l'apertura del quotidiano di Messina, il caso Amam, tra misteri e silenzi, nessuna spiegazione dettagliata sulle dimissioni del direttore generale dell'azienda idrica messinese, con il sindaco che dice convocherò l'assemblea, l'opposizione chiede gli atti, una vicenda anche questa chiaramente legata al fenomeno della siccità e il razionamento che avviene per quanto riguarda l'acqua. E poi invece sul Giornale di Sicilia andiamo a vedere quello che è il titolo principale su appalti facili, appetiti mafiosi, le procedure regolate dal nuovo codice dei contratti che riguardano oltre 7 cantieri su 10, con il prefetto Mariani che dice sistema da immunizzare. Sembrano parole che abbiamo già letto tante volte sui quotidiani. Dilagano gli affidamenti diretti senza gara pubblica previsti per tutte le opere sotto i 5 milioni. Arriva l'allarme dell'ANCE, la troppa discrezionalità favorisce corruzione e infiltrazioni. Su Giornale di Sicilia anche in questo caso c'è una nota e un titolo abbastanza importante con immagini ancora delle tragedia della guerra in Medio Oriente, Israele all'Iran, daremo una risposta forte. Andiamo a guardare invece la prima pagina di Repubblica Palermo abbiamo visto la parte dedicata all'emergenza idrica anche dalle pagine interne, con i silos nelle piazze, il piano della regione contro la crisi che riguarda 140.000 abitanti dell'area dell'Ancipa a secco. E poi i comuni chiusi alle donne, è una bufera sulla norma in discussione all'Ars. Parliamo dunque di politica, i sindaci di tutti i capoluoghi non in linea con la legge nazionale che prevede una rappresentanza di genere del 40% nelle giunte. Ecco perché l'Ars prevede una soglia più bassa e sbarra il passo a 52 assessore, il patto trasversale per evitare il terremoto nelle amministrazioni. C'è anche un commento, il degrado culturale che ci allontana dalla vera parità. Questo è il commento che leggiamo su Repubblica Palermo. Vi facciamo vedere anche qualche pagina interna dei vari quotidiani regionali, ad esempio questa ancora di Repubblica Palermo che parla della Sicilia che continua a svuotarsi, della Sicilia che perde soprattutto i giovani che magari per trovare lavoro o devono ricorrere ai concorsi come abbiamo visto in precedenza, oppure devono andare via dalla nostra terra. La Sicilia che si svuota e poi c'è una speranza a Mussomeli per i medici dei medici stranieri. L'ospedale si è trasformato in un melting pot, non sarà la soluzione ma diventa un freno verso l'emigrazione appunto in massa, soprattutto come abbiamo detto dei più giovani. Ritornando ancora alle altre pagine, ritorniamo invece a quel titolo che abbiamo visto su Repubblica sul caso politico, un tetto per le donne nelle giunte, così l'Ars evita il terremoto nei comuni e i sindaci dei principali capoluoghi, quasi tutti di centrodestra, non sono in linea con la legge nazionale che prevede il 40% di rappresentanza di genere. Ecco dove nasce la norma che limita la soglia e sbarra la strada appunto a 52 donne
donne nelle varie giunte. C'è anche una tabella con le donne nelle giunte siciliane al momento. Guardate quelli che sono i numeri e vi rendete conto un po', vi potete fare anche un'idea da soli. Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Enna, ci sono tutti i capoluoghi ovviamente con una rappresentanza che al massimo arriva al 20% nelle città di Messina, di Ragusa, di Caltanissetta e di Enna, con un massimo di 2 donne in giunta, in alcune città, in alcuni casi anche una sola. Andiamo invece e chiudiamo con la situazione AMAM a Messina, con l'addio del DG che diventa un vero e proprio giallo, e i consiglieri comunali chiedono gli atti. Il sindaco Basile, che si limita a dire cercherò di capirne di più, ora al via l'iter per individuare il sostituto, ma sia PD che centrodestra pretendono le carte perché non c'è nessuna spiegazione dettagliata sulle improvvise dimissioni di Donato, troppi silenzi e poca trasparenza. A te Angelo. Grazie anche dunque a Marco per questo suo questa sua appendice ulteriore sui fatti riguardanti la rassegna stampa regionale. Fra poco saremo di nuovo da te per invece verificare cosa scrivono stamattina i quotidiani nazionali sugli eventi di carattere internazionale e per quanto riguarda anche i fatti italiani. Allora, adesso noi facciamo una breve sosta e poi ci rivediamo subito dopo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come annunciato, adesso i fatti nazionali e internazionali con Marco Carli e con la sua rassegna stampa. Eccoci quindi di nuovo qui Angelo, e allora partiamo con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali che si concentrano ovviamente su ciò che sta succedendo in Medio Oriente, sul lancio dei missili dall'Iran verso l'Israele, sulla risposta di Israele nei confronti del Libano, su trattative, mediazioni che non sortiscono nessun tipo di effetto. Poi si parla anche dell'Italia divisa in due per un problema alla linea ferroviaria, un blocco all'altezza della città di Roma fra 2 stazioni romane che ha praticamente tagliato la linea ferroviaria in 2 in tutta Italia. Poi il decreto flussi approvato dal Consiglio dei Ministri e infine anche il calcio, perché si è giocato in Champions League, soprattutto la Juventus agli onori della cronaca perché è riuscita a vincere in casa dell'Ipsia con un uomo in meno. Andiamo sul Corriere della Sera per riassumere un po' tutte queste notizie che vi abbiamo dato, con la battaglia mortale in Libano, con Medio Oriente, Hamas che rivendica l'attentato di Haifa, non di Biden, agli attacchi ai siti nucleari iraniani. Hezbollah uccide 8 soldati israeliani, Netanyahu invece guerra all'asse del male. C'è anche l'inchiesta sugli ultra che tiene banco in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda le cronache che si avvicinano allo sport, ma che certo di sport non hanno niente a che vedere con lo sport. I PM all'Inter, controlli carenti, e poi Milan, Calabria nel bar della curva con le varie intercettazioni e con tanti personaggi coinvolti. Sul Corriere della Sera, come facciamo spesso, andiamo a vedere anche le pagine interne per raccontarvi ancora meglio quello che succede proprio legato alla guerra in Medio Oriente. Abbiamo preso tre pagine interne con la battaglia con Hezbollah e Biden che frena appunto Israele, questo il titolo, morti 8 soldati sul campo, con Netanyahu che prepara la risposta all'Iran, il leader degli Stati Uniti: non colpire i siti nucleari.
ma dall'altra parte c'è la situazione dell'Iran che non può essere sottovalutata. Razzi, sciami di droni e milizie alleate, perché Teheran appunto non va sottovalutata. I Pasdaran si sono affidati a un'azione flessibile, i guardiani della rivoluzione hanno adeguato la strategia e possono lanciare raid più massicci con vettori più precisi. Questa è la situazione in un territorio che diventa veramente una polveriera, come lo è stato per decenni, come lo è stato per secoli e come è tornato ad essere in maniera netta, evidente in questo periodo. Il fronte nord, perché ormai ci sono vari fronti della guerra, e c'è quello che collega Israele con il Libano, Beirut stremata tra raid e sfollati, dimezzate le armi di Hezbollah. Le navi israeliane bombardano il cuore della città e c'è 1 milione, pensate, 1 milione di profughi, e questa è la situazione con, guardate, la devastazione appunto in Libano, in questo caso all'interno della capitale bombardata da Israele. L'altra notizia che vi abbiamo dato è quella invece legata ai treni, i treni cancellati, l'Italia in tilt e colpa di un chiodo in un cavo. Guasto a Roma con il ministro Salvini che dice errore di una ditta privata, chi ha sbagliato pagherà, ma praticamente questo chiodo in un cavo ha creato un disservizio che ha coinvolto 2 stazioni importanti, Tiburtina e Centrale a Roma, e che poi ha avuto riflessi incredibili su tutta Italia. Andiamo a vedere nuovamente adesso le prime pagine, per guardare i titoli della Stampa sul patto Biden-Netanyahu, fermare l'asse del male. Vi facciamo vedere tutti i titoli che riguardano la situazione in Medio Oriente, perché la Stampa apre col Medio Oriente, ma vedremo che non tutti i quotidiani aprono con la situazione medio orientale. Anche qui un riflesso sul calcio col capolavoro della Juventus, che in 10 è passata dal 2-1 sotto, 2-1 per il Lipsia, al 3-2 a proprio vantaggio. Su Riformista il titolo: in difesa dell'Occidente per l'IDF, primi caduti, Israele dichiara persona non grata, Gutierrez che risponde, UNIFIL resta, Meloni apre tavolo permanente sul Medio Oriente con questo carro armato con la bandiera israelita. E poi sul Manifesto il titolo: fuori dal mondo, il consesso delle nazioni è un peso, Israele dichiara persona non grata il segretario generale dell'ONU Gutierrez, mentre scambia i primi colpi diretti con Hezbollah in Libano, bombarda Damasco in Siria, prepara il raid sull'Iran senza mai smettere di colpire Gaza. Ieri 79 morti, ecco perché parlavamo prima appunto di fronti per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Come abbiamo letto sul Manifesto, che riassume bene quello che succede, si tratta di vari fronti, tutti dal territorio israeliano verso le varie zone, appunto Libano, Iran e striscia di Gaza. Su Avvenire, diplomazia e preghiera. Il Papa indica una giornata di digiuno per il 7 di ottobre, domenica a Santa Maria Maggiore, l'invocazione della pace, con Meloni che convoca il G7 che condanna unanimemente l'attacco iraniano. Soluzione negoziale ancora possibile. Anche di questo, la soluzione negoziale, se ne parla veramente da tantissimo tempo, se ne parla per l'Ucraina, la guerra lo sappiamo è ancora in atto fra Ucraina, Russia e non solo, se ne parla per il Medio Oriente, invece c'è un'escalation della guerra che coinvolge sempre più nazioni. L'altra notizia invece è quella del problema alle ferrovie in Italia, tiene banco su altri quotidiani, ad esempio su Repubblica, che parla proprio di binario
morto. Il giorno nero delle ferrovie, guasto elettrico a Roma, spacca in due l'Italia, cancellati più di 250 treni, pensate, ritardi fino a 4 ore, disagi per i viaggiatori. Salvini che in Parlamento appunto dice la causa un chiodo piantato su un cavo. Le opposizioni accusano il ministro, si dimetta, questo è il classico situazione italiana, appunto c'è chi minimizza, è stato un chiodo, e c'è chi da un chiodo parla addirittura di dimissioni. L'autorità dei trasporti contro FS, rete usurata, sono migliaia gli stop. Ma questa notizia non è solo l'apertura di Repubblica, ma lo è anche ad esempio del Giornale, che sceglie un titolo per certi versi ironico, ma che dà il senso: un chiodo che ferma l'Italia, 100 treni bloccati per un errore. Salvini che dice chi ha sbagliato pagherà, ma le conseguenze sono state importanti, lo leggiamo qui. Italia spezzata letteralmente in due per colpa di un chiodo. Ieri mattina la rete ferroviaria è finita in tilt, decine di treni cancellati e convogli dell'alta velocità costretti a ritardi di ore. Una giornata di passione per i trasporti, con l'opposizione pronta a condurre sul Golgota il ministro Salvini. Ad esempio, guardate qui sul Giorno, quotidiano di Milano, non di Roma, guardate la confusione alla stazione centrale di Milano, lontana 800 chilometri da ciò che era successo. Guasto alla rete ferroviaria, 100 treni cancellati o in ritardo. Salvini parla appunto di colpa di un chiodo, le scuse di Ferrovie, ma è polemica. E il titolo scelto dal Giorno: fermi tutti, con questi viaggiatori esasperati in stazione a Milano con l'Italia letteralmente bloccata. E poi facciamo vedere ancora il titolo del Messaggero, con una notizia su Microsoft: maxi investimento in Italia per l'intelligenza artificiale, con Meloni che vede Smith, un progetto da 4,3 miliardi in 2 anni. E poi l'attacco ai siti nucleari, con lo stop degli Stati Uniti. Israele è pronto a colpire centri militari e petroliferi iraniani, paletti di Biden. Ed infine ancora il mercoledì nero sui treni, sulle linee ferroviarie, 100 cancellazioni, il calvario dei viaggiatori, colpa di un chiodo, abbiamo detto, piantato male, ha detto Salvini. Angelo, a te. Grazie Marco. Adesso noi attiviamo il collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina siamo a Barcellona, al Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Con noi c'è l'ispettore Raffaele Genovese. Buongiorno ispettore. Buongiorno a voi, studio e ai telespettatori. Qual è la situazione sulle strade e autostrade della nostra regione? Sì, allora, nelle tratte di nostra competenza, ovvero del compartimento Polizia Stradale della Sicilia orientale, vediamo com'è la situazione odierna. Nella tangenziale di Catania in direzione sud, tra i paesi Etnea e San Giorgio, si registrano rallentamenti e traffico intenso per lavori in corso. Rallentamenti si registrano anche in zona Canaricchio in direzione sud. Sempre in tangenziale, a causa lavori, dalle ore 9 circa, è prevista la chiusura dello svincolo Zia Lisa in direzione Messina. Andiamo invece sulla 20, la Messina-Palermo, tra gli svincoli di Patti e Brolo, a causa della chiusura della galleria Calavà, in direzione Palermo, perdura purtroppo il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Il transito è disciplinato per fasce orarie. Dalle 8.30 alle 13 si potrà percorrere il tratto di autostrada in entrambe le direzioni, ma solo con veicoli inferiori a 3,5 tonnellate. Dalle 13 alle 22 non vi sono limiti di massa, ma il senso di marcia consentito è solo in direzione Palermo. Analogamente invece per quanto riguarda la fascia oraria dalle 22 alle 8.30 sarà consentito il transito solo in direzione Messina a tutti i veicoli. In autostrada si consiglia sempre di prestare attenzione alle indicazioni riportate nei pannelli a messaggio variabile, che possono fornire notizie utili ed immediate per eventuali criticità che interessano il proprio itinerario. Inoltre si raccomanda di avere sempre conoscenza del tratto di strada che si sta percorrendo e del punto in cui ci si trova, al fine di poter fornire l'esatta ubicazione in caso di segnalazioni di emergenza o richieste di soccorso. Essere più precisi possibile, agevolare anche i colleghi delle sale operative per avere un intervento più tempestivo. Buon viaggio, buona strada dalla Polizia Stradale.
Grazie all'ispettore Raffaele Genovese diciamo da Barcellona Pozzo di Gotto, questa mattina con noi per conto del compartimento della Polizia Statale, compartimento orientale. Adesso, come facciamo tutte le mattine, vediamo anche, accendiamo un faro su quella che è la situazione della viabilità sulla città di Catania. Quello che stiamo vedendo è, come sempre, il nodo ex Tondo Gioieni, situazione abbastanza fluida, ma comunque vedete traffico congestionato come sempre, più in direzione Ognina, per intenderci, in direzione diciamo proprio di Ognina a Catania, mentre invece in direzione Mister Bianco, per chi percorre evidentemente la circonvallazione verso il Policlinico anche di Catania, c'è un po' meno rallentamento, ma la situazione è comunque abbastanza scorrevole. Certo, c'è traffico a quest'ora del mattino. Adesso noi ci fermiamo, fra poco il primo ospite della nostra mattinata sarà con noi il professore Agatino Cariola, professore di diritto costituzionale dell'Università di Catania. Parleremo di referendum sulla cittadinanza. Vi aspetto. Giovedì, quando il maltempo interesserà tutto il centro-nord Italia, con piogge anche ingenti sul nord-est e sulle regioni centrali, avvio soleggiato al sud, ma dal pomeriggio dei fenomeni più probabili su Puglia, Molise, Basilicata e Campania. Giornata soleggiata o con qualche nuvola in transito sulla Sicilia, ancora il libeccio e l'ostro si faranno sentire, con mare di Sicilia mosso e le temperature estive anche oltre i 30 gradi durante il pomeriggio. Poi dalla serata arriverà via via la coda della perturbazione, con venti che inizieranno a piegare di maestrale. Ecco venerdì di fatti qualche fenomeno sul lato tirrenico, più probabile il messinese, rapidi e temporali, ma soprattutto ingresso del maestrale, con mare mosso, molto mosso, localmente anche agitato il Tirreno meridionale al largo. Temperature che inizieranno a calare, quindi ritorneremo via via su valori più consoni al periodo. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Allora, buongiorno al professore Agatino Cariola Buongiorno, che è professore di diritto costituzionale all'Università di Catania. Con lei stamattina parliamo di referendum sulla cittadinanza. Se ne parla tantissimo in questo periodo perché c'è un comitato, come sempre capita per il referendum, che promuove questo quesito referendario, e in particolare Riccardo Maggi di Più Europa, che ha annunciato di aver raccolto e ha depositato il scorso 30 settembre, quindi qualche giorno fa, qualcosa come 637.000 firme, un po' di più rispetto a quelle che ne servirebbero, 500.000 basterebbero. Però quest'anno la novità, diciamo almeno per questo referendum, è dettata dalla raccolta digitale, che è una raccolta diversa rispetto ai banchetti che si raccolgono per strada, che si vedono per strada. È un modo diverso, ci abbiamo anche un modo di vedere la nostra Costituzione, diciamo, no? Che ci permette di esercitare questo diritto anche attraverso i nuovi sistemi. Sì, direttore, questo referendum, ma in precedenza anche un altro referendum, aveva visto la raccolta delle firme sia in maniera tradizionale, con la firma davanti ad un notaio o molto più spesso dinanzi a un consigliere comunale che autentica la firma, e poi la firma attraverso lo SPID e quindi l'accesso digitale. In questa occasione sia questo referendum che un altro referendum che è tuttora in corsa, che è quello avverso la legge Calderoli sull'autonomia differenziata, ha visto ugualmente la raccolta di firme, delle 500.000 firme necessarie, attraverso il
il sistema digitale. Una notazione però se mi permette, faccio, e cioè dire che la raccolta delle firme in questo referendum è stata sollecitata da alcuni VIP del mondo dello spettacolo, dell'informazione, e in quel momento c'è stata l'impennata. Altrimenti diciamo pure che magari di questo referendum se ne sapeva assolutamente poco rispetto soprattutto al referendum avverso la legge Calderoli. Questo dimostra quanto è importante il settore dell'informazione, quanto siete importanti voi nella informazione ai cittadini e anche un po' nello spingere a fare qualcosa in questa ipotesi di partecipazione alla vita del Paese. Allora, si chiede con questo referendum di modificare quella che è la legge che dà il consenso, l'accesso, diciamo così, alla nostra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. Come funziona oggi e come, diciamo, potrebbe essere se dovesse passare questo quesito, questo referendum? Se mi permette, spiego prima che cos'è il referendum. Certo, è un sistema, ricordo ai telespettatori che cos'è il referendum. Noi abbiamo nella nostra Costituzione un referendum di tipo abrogativo, cioè il referendum viene fatto per eliminare, per levare, si dice per abrogare, una legge che è stata adottata dal Parlamento. Il referendum viene attivato su richiesta di almeno 500.000 elettori oppure 5 consigli regionali, dopodiché passa a 2 controlli, uno della Corte di Cassazione. E appunto lei poco fa diceva del deposito delle firme entro il 30 settembre. La Corte di Cassazione diciamo che in primo luogo esamina se appunto ci sono queste 500.000 firme e poi se la legge è tuttora in vigore oppure se viene modificata, perché se la legge nel frattempo venisse modificata è inutile far fare il referendum. Poi c'è un controllo molto effettivo che si fa nei primi mesi, diciamo nel gennaio dell'anno, quindi nel gennaio 2025, della Corte Costituzionale, la quale dovrà dire se questo referendum si può fare o non si può fare. Ci sono cioè dei casi che sono stati indicati dalla Costituzione, per esempio il referendum sulle leggi di bilancio non si può fare, e altri che sono invece indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e questo rischia di essere colpito da questa giurisprudenza, in base ai quali appunto quel referendum non è ammissibile. Per esempio, non si può fare un referendum che abbia tanti oggetti diversi, perché il cittadino deve con un solo sì o con un solo no dire se è d'accordo o meno al mantenimento di una disciplina. Allora, se mettiamo nella stessa domanda volete voi abrogare più oggetti, il cittadino si trova a non essere libero, si trova a non essere coartato. Però la cosa importante è che la Corte Costituzionale ha detto che siccome il nostro referendum è fatto per levare le leggi, non per introdurre leggi nuove, i referendum cosiddetti manipolativi che arrivano a riscrivere la disciplina, questi referendum non sono ammissibili. Se voi mi chiedete a me come a qualsiasi altro costituzionalista italiano di dire in anticipo quando un referendum è manipolativo oppure no, io penso che io non vi so dare risposta. Un pochino complicato, no? E nessuno vi sa dare risposta, non è un problema di complicazione, è un problema che lì si gioca tutta la sensibilità della Corte Costituzionale, dei 15 giudici della Corte Costituzionale che decidono. Andiamo allora a questo, andiamo a questo quesito. Oggi la cittadinanza in Italia è basata soprattutto su quello che si dice il diritto di sangue. È cittadino il figlio del cittadino. Io sono cittadino italiano, mio figlio è cittadino. È cittadino anche colui che proviene da cittadini italiani. Se Papa Bergoglio, che è argentino, però è originario di piemontesi che erano emigrati in Argentina, chiedesse allo Stato italiano la cittadinanza, avrebbe così 3 cittadinanze, quella dell'Argentina, quella dello Stato Città del Vaticano e quella italiana. Bergoglio avrebbe diritto a riassumere la cittadinanza dei suoi nonni, pensate un poco. Dopodiché però, a parte lo ius sanguinis, a parte il diritto di sangue, è cittadino lo straniero, e in particolar modo lo straniero
al di fuori dell'Unione Europea lo straniero extracomunitario che risiede da almeno 10 anni nel territorio italiano. Quindi sia sottoposto a determinate condizioni, non abbia precedenti, conosca la lingua italiana e così via, ma che risiede da 10 anni. Basta solo la residenza oppure dimostrare insomma, di avere un lavoro? Occorre dimostrare di avere una adesione, una partecipazione alla cultura italiana, a cominciare dalla lingua. Ecco, questo, la lingua. Poi il problema è come si fa questo esame o se diventa un esame serio oppure diventa un esamino. La cultura, la storia italiana. Poi è cittadino anche il soggetto che è adottato da cittadini italiani dopo 5 anni. Allora, se io adottassi un bambino che non è cittadino italiano, per esempio un bambino che viene dall'Africa o dall'Asia, dopo 5 anni questo bambino diventerebbe cittadino italiano. Cosa fa questa proposta referendaria? Leva la regola sui 10 anni. Ok. Leva nella parola, nel testo della legge e diventa cittadino il soggetto adottato che vive da 5 anni, leva la parola adottato e rimane allora è cittadino colui che vive da 5 anni. È un referendum che attraverso l'eliminazione, direi che con la gomma oppure con il cancellino vengono levate alcune parole, attraverso l'eliminazione di alcune parole, precisamente la parola adottato, quello che rimane, quello che noi definiamo il residuo, quello che rimane è che può diventare cittadino lo straniero che risiede da almeno 5 anni in Italia. È una sorta di velocizzazione in qualche modo da una parte e dall'altro si elimina, diciamo, l'adozione. Sì, cioè l'adozione è uno degli strumenti attraverso i quali si diventa cittadini, però a quel punto confluisce nella regola generale che diventa cittadino chi vive da 5 anni, che sia adottato, che si trasferisca, che si sposi è un altro meccanismo, scusatemi, se io sposo una straniera, la straniera diventa cittadina italiana. Ecco, però l'adozione confluisce nella regola generale che diventa cittadino chi è da 5 anni. Da questo punto di vista il referendum un po' di manipolazione, diciamo di artificiosità ce l'ha. Allora, per cui il giudizio della Corte nel gennaio prossimo sarà decisivo. Allora, io so che stamattina lei farà un intervento, sarà ascoltato in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Sì, ma sul procedimento penale e sulle vittime dei reati nel procedimento penale. Noi stiamo rubando, diciamo, fra virgolette. È in corso la seduta della Commissione Affari Costituzionali. E allora cerchiamo Costituzionali. di essere, diciamo, un po' più concreti. Però anche i telespettatori nostri hanno bisogno di essere informati. Tutto il diritto di essere informati in maniera corretta, nei termini in cui posso. Esattamente. Io le volevo chiedere perché questa scelta di cambiare questa norma attraverso il referendum, lei ha fatto già un accenno, no? Potrebbe nascondere, diciamo, fra virgolette, delle insidie, perché potrebbe essere dichiarata, diciamo, inammissibile questo referendum. Ma il rischio c'è. Ma può essere come dire, superato, eccetera, il rischio c'è e starà alla Corte Costituzionale decidere. Sono vizi sul piano giuridico? Sì. Sul piano metodologico? Anche da un punto di vista politico è possibile? Cioè, diciamo, ci possono essere delle come dire, secondo me, delle opposizioni, fra virgolette. Allora, il referendum, come ho tentato di spiegare, abbassa da 10 a 5 anni la permanenza in Italia come condizione per diventare cittadini. Un minimo di manipolatività, di artificiosità nella costruzione della legge c'è. La Corte Costituzionale potrebbe vararlo, potrebbe dire che è ammissibile, perché 630.000 firme hanno un peso.
Dire a 630.000 cittadini elettori che quando hanno firmato in maniera sbagliata diventa inevitabilmente pesante. Nel frattempo però, se il referendum fosse dichiarato inammissibile, perché si direbbe la Costituzione non lo permette, quindi è un ricorso ad uno strumento previsto in Costituzione ma al di fuori dei casi consentiti dalla Costituzione. C'è però una cosa da dire. Il referendum funziona sempre come strumento di indirizzo. In questi mesi si sta molto discutendo sulla cittadinanza, per esempio si sta discutendo sullo ius scholae. Diciamo pure, riconosciamo che anche il governo è diviso su questi temi. Allora, da qui a gennaio, quando deciderà la Corte, e da gennaio a maggio, perché se il referendum passasse poi si andrebbe a votare in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno, si andrebbe a votare nella prossima primavera del 2025, da qui alla primavera del 2025 il Parlamento avrebbe tutto il tempo e la possibilità di ridiscutere la legge sulla cittadinanza, perché introduce lo ius scholae e quindi lo straniero che frequenta le nostre scuole, che partecipa delle nostre istituzioni, diventa cittadino. Potrebbe abbassare lui stesso il Parlamento da 10 a 5 anni. Ma un abbassamento a 8 anni, mettiamo, faccio il diavolo un tentatore. Abbassamento da 8 anni modificherebbe questa legge, con la conseguenza che questo referendum non si può più fare perché la legge nel frattempo è cambiata. Una notazione però, direttore, me la deve fare, che è prescindente dal tema del referendum, ed è l'insistenza sullo ius scholae. Cioè noi abbiamo da anni, diciamo, e lo trovo anche una considerazione giusta, che la scuola è lo strumento di aggregazione e quindi diventa anche una scuola di cittadinanza. Il ragazzino straniero che per vari motivi è in Italia, perché i suoi genitori si sono trasferiti e si sono sobbarcati il percorso sui barconi, si sono in ogni caso venuti in Italia, partecipa della nostra cultura e allora rendiamolo simile a noi, riconosciamo che uguale a noi, diamo la cittadinanza. Questo però, io personalmente trovo questo esito assolutamente positivo, assolutamente buono. Però questo non si può fare a costo zero, perché significa investire sulla scuola, significa valorizzare la scuola, significa valorizzare gli insegnanti, significa creare occasioni di partecipazione e di inculturazione. Diciamocelo pure, è brutto dirlo, noi italiani e noi siciliani in particolar modo siamo i primi che non siamo cittadini. Sporchiamo il nostro patrimonio artistico e ambientale. Abbiamo ridotto l'intera Etna ad una discarica, distruggiamo i monumenti. Essere cittadini significa rispettare la nostra identità, rispettare il nostro patrimonio artistico, culturale, conoscere Dante, Manzoni, Pirandello, Camilleri, conoscere il nostro cinema, da Totò a De Sica a Tornatore. Questo significa essere cittadini, cioè far parte della cittadinanza italiana. Un'integrazione culturale. Allora, noi italiani siamo i primi a dimenticarci di essere cittadini. Ma se dobbiamo fare l'investimento in temi di cittadinanza, questa è l'occasione perché tutti, sia gli attuali cittadini, sia i prossimi cittadini, facciamo un arricchimento in termini di formazione, perché il cittadino italiano non può non conoscere Michelangelo e Verga, non può non conoscere il patrimonio ambientale, non può non partecipare del nostro cinema, della storia del nostro cinema o del nostro teatro. E questo non si può fare a costo zero. La cittadinanza costa. Devo dire perfetto questo appello finale per quanto riguarda la conoscenza e la presa di coscienza di essere italiani. Che comporta anche degli obblighi, non solamente il diritto di andare a votare, comporta anche il diritto di dire al vicino che sta sporcando non lo fare più.
Giusto, corretto. Grazie Grazie davvero a lei, direttore, grazie ai telespettatori e alla loro pazienza. Grazie al professore Nino Cariola, che lo ricordiamo è professore di diritto costituzionale all'Università di Catania. Noi ci dobbiamo fermare, ma torniamo subito. Parleremo d'altro, assolutamente d'altro, perché passiamo dal diritto costituzionale al referendum, parleremo di Tintarella, di come fare per evitare danni o comunque risolvere i danni che sono prodotti durante l'estate per l'eccessiva esposizione al sole. Tutto questo fra pochissimo. Rieccoci a Buongiorno Sicilia, dove benvenuto al professore Rocco De Pasquale, che è il direttore dell'UOC Dermatologia del San Marco di Catania. Buongiorno a tutti. Professore, allora stiamo uscendo dall'estate, in realtà l'estate ancora non è finita perché le temperature sono ancora in linea con la bella stagione e durante l'estate c'è l'esposizione al sole, si prende la tintarella che in qualche modo poi con il passare delle settimane va via. Che cosa succede sulla nostra pelle? Beh, la tintarella, se presa in modo adeguato e con adeguate protezioni, con un'adeguata idratazione, in realtà non è una cosa così grave. Se presa in modo eccessivo può creare danni sia alla pelle in quanto tale, perché determina eccessiva secchezza, disidratazione, sia può indurre alla formazione di lesioni pigmentate quali le macchie solari, le cosiddette lentigo solari, ma può determinare anche alterazioni delle formazioni neviche, quindi con possibili trasformazioni, perché sappiamo che una delle più temibili patologie dermatologiche è il melanoma, e nel 30% dei casi il melanoma insorge su una lesione nevica preesistente, e quindi se il sole è preso in modo continuo, ripetuto, ci può essere una trasformazione. Quindi bisogna stare attenti, soprattutto nei bambini, a non farli ustionare, perché le ustioni solari rappresentano un precursore del melanoma, in quanto le cellule melanocitarie conservano la memoria immunologica e quindi ricordano il danno subito anche 30 anni prima, e quindi col tempo possono degenerare. Ma in realtà l'approssimarsi della stagione invernale, autunnale, speriamo che arrivi insieme a un po' di pioggia, ci permette di fare alcune considerazioni sulle possibilità che il freddo crea sulla cute. Infatti la stagione invernale, con le sue basse temperature, con l'umidità e col vento soprattutto, sicuramente non è una buona amica della pelle. Ma questo perché succede? Durante l'inverno, quando, soprattutto nei climi più rigidi, da noi forse un po' meno, certo. Il sistema omeostatico dell'organismo crea una vasocostrizione periferica, quindi riduce l'apporto di sangue alla periferia e ovviamente lo riduce moltissimo a carico della cute. Questo ce ne accorgiamo quotidianamente, basta guardare un soggetto e vediamo che la pelle è più pallida e al tatto è più fredda. Ma soprattutto il freddo e la vasocostrizione riduce l'apporto di ossigeno ai tessuti, e di conseguenza tutte quelle strutture della pelle che si trovano nel derma, quali le ghiandole sudorifere, le ghiandole sebacee, producono meno segreti, meno sostanze che servono al mantenimento della omeostasi della pelle, cioè della normale idratazione della cute. Allora noi che cosa facciamo? Noi non abbiamo tutte queste informazioni, no? Però vediamo, come diceva lei, questi effetti. E appena li vediamo dobbiamo cercare di correggere. Esatto. Volevo ricordare anche che non è soltanto il freddo, ma è spesso il passaggio dall'ambiente freddo-caldo outdoor-indoor che produce danni. Ricordiamo il danno vascolare che si osserva in alcuni soggetti predisposti che per attività lavorative stanno molto a freddo, i famosi geloni o cosiddetto eritema pernio. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosa che che io ho chiamato, in realtà non esiste, cambio di stagione, cioè come cambiamo l'abbigliamento dalla primavera all'estate, quindi riduciamo gli abiti, lo spessore, la pesantezza, così facciamo anche in inverno, ci appesantiamo, ci vestiamo più pesanti, ma dobbiamo cambiare anche lo stile di vita e soprattutto la skin care, cioè quello che usiamo quotidianamente come terapia per la pelle. In estate usiamo prodotti molto leggeri, fluidi, emulsioni, sieri. In inverno cominciamo a usare creme un po' più grasse, più pesanti, emulsioni o addirittura unguenti per cercare di migliorare questa idratazione. In realtà perché, come già detto prima, il freddo e quindi l'ipossigenazione per la vasocostrizione riduce l'attività di queste strutture che producono il sebo, che producono il grasso e che servono al mantenimento del film idrolipidico.
Che cos'è il film idrolipidico? È una sorta di guanto che riveste tutta l'intera superficie cutanea formata da cellule dello strato corneo, acqua e lipidi fondamentalmente. Diciamo che in inverno siamo coperti, il resto del corpo non lo guardiamo, però bisogna pensarci lo stesso e ora ne facciamo un cenno. E allora che dobbiamo fare? Una cosa importante è che periodicamente, ogni settimana, ogni 10 giorni, dobbiamo effettuare dei peeling per un'esfoliazione e per facilitare il rinnovo delle cellule più superficiali, ma soprattutto dobbiamo cominciare ad utilizzare prodotti che contengono sostanze grassi simili al sebo che produciamo noi altri, quindi sono cere, sono lipidi, sono unguenti, sono oli, il famoso olio di mandorle dolci, l'olio di argan, e quindi cercare di lipidare la pelle, quindi ricostituire questo film idrolipidico, in quanto tutte queste sostanze grasse di cui dicevamo che sono fosfolipidi, ceramidi e altro, funzionano come da cementante coi corneociti, cioè le cellule più superficiali dell'epidermide, che sono le cellule dello strato corneo, vengono legate da tutti questi grassi e formano una barriera che diventa impermeabile, cioè non permette la perdita di acqua, ma non permette d'altro canto l'ingresso dall'esterno di sostanze dannose, ma soprattutto di sostanze di batteri, virus, miceti, quindi ci protegge dalle infezioni. Quindi l'idratazione è fondamentale non solo per un fatto estetico, ma anche per un fatto, diciamo, funzionale. E accanto a questi prodotti grassi che si utilizzano regolarmente nelle creme, negli unguenti, dobbiamo sempre arricchirli con acido ialuronico e con collagene, che servono al mantenimento della struttura del sostegno del derma e che facilitano tra l'altro la produzione di tutte queste sostanze. L'osservazione, professore, viviamo in un'epoca in cui praticamente abbiamo pochissimo tempo, si corre dalla mattina quando ci si alza a quando si va a letto, allora come trovare lo spazio per questa cura che è importante? Diciamo che non è un procedimento lungo, anche la sera si può dedicare qualche minuto, anche in un momento di relax davanti alla televisione, prendere una crema, massaggiarla in viso, una crema per le mani, ma una cosa fondamentale oltre a questo è la detersione, perché spesso siamo portati ad usare bagnoschiuma, detergenti profumati, schiumogeni, e questo non è una buona pratica di detersione. Dobbiamo cercare di usare detergenti cosiddetti Syndet, che contengono meno tensioattivi, quindi che fanno meno schiuma, magari meno gradevoli, meno piacevoli, o addirittura usare gli oli da bagno che creano una specie di film protettivo sulla pelle. E poi, ovviamente, a parte tutto quello che noi possiamo aggiungere dall'esterno, quindi quello che abbiamo detto, le creme, gli unguenti, il bagnoschiuma e tutto il resto, dobbiamo pensare anche alla introduzione per via sistemica di nutrienti, quindi una dieta corretta, mangiare molta verdura e molta frutta perché sono ricche d'acqua, quindi per l'idratazione ricche di vitamine A ed E antiossidanti, mangiare pesce. Il pesce contiene gli omega 3 e gli omega 6, che sono grassi fondamentali nella sintesi di quei grassi che servono a legare i mattoncini, a legare i cheratinociti, e poi ovviamente uno stile di vita, quello adeguato, un po' di attività sportiva, ridurre il fumo, ridurre l'alcol, fa bene al corpo ma fa bene anche alla pelle. Professore, le volevo dire un'altra cosa. Noi fortunatamente viviamo in questa terra che ci regala il sole praticamente 365 giorni quasi all'anno. Per prendere il sole però anche in inverno è utile? No. Quanto può essere utile? Che cosa ci può suggerire lei? Chiaramente in maniera dosata. Il sole è sempre utile perché in qualche modo tanto serve a una fase dell'idrossilazione della vitamina D, quindi il sole ci serve per sintetizzare vitamina D. Il sole ti dà poi quel benessere psicologico perché è sicuramente un antidepressivo. È chiaro che il sole deve essere preso sempre in modo moderato, non in modo esagerato, con una protezione solare adeguata, sempre molto alta per le zone più delicate, viso, décolleté, e una protezione un po' più bassa per il corpo. Ma anche in inverno la protezione solare? Sì, la protezione solare va usata tutto l'anno, sempre, andrebbe usata sempre tutto l'anno. Lo fanno pochissime persone in realtà, per cui in estate si proteggono un po' di più, ma comunque fanno lo stesso le macchie, e poi in inverno tornano perché vogliono tolte le macchie, vogliono tolte le keratosi seborroiche, vogliono tolte tutti quei danni che si sono procurati durante l'estate. Però certo, un po' di esposizione al sole non fa male. Qualche altro consiglio prima di salutarci? Cosa possiamo aggiungere? Che ne so, piccoli suggerimenti per la pelle, per la protezione della pelle durante l'inverno, che so, non fare bagni troppo lunghi o bagni troppo docce perché l'uso eccessivo di acqua disepitelizza, non usare acqua a temperature molto alte perché il caldo, la vasodilatazione crea danno.
e poi soprattutto gli indumenti, perché appunto come diceva prima lei, noi d'inverno ci vediamo le mani e il viso, ci vediamo il collo, tutto il più, ma il resto del corpo non lo consideriamo, quindi usare anche dei prodotti per il corpo e degli indumenti idonei, soprattutto quelli che stanno a stretto contatto con la pelle, che so, calze, calzini, usare sempre materiali di buona qualità, perché questi possono causare di per sé arrossamenti, irritazioni, desquamazione, prurito, perché poi se compare il prurito diventa veramente una tragedia, perché il prurito in alcune occasioni è un sintomo che io sostengo essere peggiore del dolore, perché al dolore trovi una posizione antalgica, trovi l'antidolorifico, al prurito è difficile spesso controllarlo. Abbiamo saputo stamattina qualcosa in più di come ci si protegge anche in inverno dal sole e come insomma in qualche modo aiutare la nostra pelle. Grazie al professore Rocco De Pasquale, che vi ricordiamo il direttore dell'OC, della dermatologia del San Marco, ospedale San Marco di Catania. Grazie a presto. A lei, grazie a voi tutti. Ci fermiamo ancora, adesso però dopo questa sosta andremo al Librino per parlare delle iniziative per i ragazzi proprio del quartiere. A dopo. Contrordine, adesso diamo uno sguardo alle stelle, vedo già pronto il nostro Marco Amato con la sua tazzina, il suo caffè. Vediamo questa tazzina di questa mattina, musicale, le note, c'è il pentagramma. Sì. Come mai questa scelta stamattina? Oggi parliamo di musica, il mio argomento preferito, penso anche di moltissimi. Ci rivolgiamo a un grande cantautore della musica italiana che ha un progetto veramente molto interessante e commemorativo, ovvero, se vi dico Certe notti, a chi pensate? Ebbene, proprio il nostro nazionale Luciano Ligabue, quello che festeggerà in progetto il prossimo anno, con una serata molto speciale che va a celebrare proprio 30 anni di Certe notti. Infatti il concerto dedicato si chiamerà La notte di Certe notti. Ebbene, questo concerto peraltro verrà svolto in un luogo molto speciale, ovvero a Campovolo, che fu uno storico palcoscenico in cui il cantante si esibì in una maniera molto salutata come trionfante, quando proprio celebrò i suoi anni di carriera con questo pezzo che rimane iconico nella storia della musica italiana. Quindi è previsto questo concerto commemorativo che ripercorre un po' non solo tutte le tappe della carriera musicale di Luciano Ligabue, ma anche tutta una serie di reference della musica italiana. Bene, auguriamo quindi al nostro Luciano Ligabue di fare un trionfo, ma le stelle cosa dicono? Sono d'accordo? Ebbene, Luciano Ligabue appartiene al segno zodiacale dei pesci. I pesci sono il segno più vibrante, più sensibile che c'è nello zodiaco, e l'ultimo quindi raccoglie karmicamente tutta l'eredità, i passaggi evolutivi degli altri 11. La costellazione dei pesci, nascere sotto questa, indica sempre persone ipersensibili. La musica, il mare e le vibrazioni emotive sono tutte di questo segno zodiacale, che vanta un'ipersensibilità. Ricordiamo anche che sotto questo segno zodiacale sono nati anche Lucio Battisti e Lucio Dalla, quindi pensate a quanto questo segno zodiacale è legato con le sue sonorità e con alcuni dei grandi della musica italiana in questa maniera intimista e sensibilistica. Ebbene, a proposito di sensibilità, cosa c'è in Pesci in questo momento? Ci sono Saturno e Nettuno. Nettuno è proprio il pianeta dei pesci. Saturno è un pianeta che da quasi 3 anni sta tentando di rendere i pesci più forti, più solidi. Saturno è il pianeta delle rocce ed è sempre la prova karmica che abbiamo a affrontare nella vita. Saturno è anche il pianeta del lavoro, quindi il passaggio di questi pianeti nel segno dei pesci, che durerà fino al prossimo anno e non più, avrà trasformato per sempre
la loro realtà lavorativa, dando loro una solidità che non si era mai vista. Cosa fanno gli altri segni zodiacali? E beh, oggi la luna splende ancora in Bilancia, quindi gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario sono assolutamente versati per un'immagine di sé comunicativa, diplomatica e sempre alla ricerca delle buone maniere e dell'armonia nel vivere con gli altri. Gli Acque invece, Pesci, Cancro e Scorpione, sono sotto l'influsso di Marte, per cui più passionali, più intensi, più decisi e molto meno diplomatici oggi. Cosa fanno i Fuoco? Ariete, Leone e Sagittario si impegnano in 3 maniere diverse. L'Ariete è molto preso e compreso da questioni familiari che lo assorbono un po', mentre invece dall'altra parte strizza l'occhio ad una dimensione affettiva che sempre più, a volte un divaga, lo coinvolge e lo rende innamorato. Il Leone, che dopo tutta una serie di eventi in famiglia, proprio oggi tenta di comunicare socialmente in una maniera più aperta e di scendere di nuovo in pista. Forza Leone, vi aspettiamo. Sagittario, sempre pronti al via, e oggi, proprio perché nati stanchi mai, avete voglia di coinvolgere amici con tutta una serie di vostre proposte che andranno ben valutate. Per ultimi Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Oggi Toro hanno voglia comunque di stare in campana, di non essere troppo manifesti, di preferire zone comfort, va bene così. I Vergine riescono a sistemare alcune cose un po' complicate, ma non solo, c'è anche un sentimento di cui avere cura. Trovatevi lo spazio e soprattutto non mancate di fare una telefonata importante. Capricorno, un segno che per adesso sta attraversando una serie di vicissitudini zodiacali perché i pianeti in bilancia non l'aiutano, mentre invece la bella Venere gli ricorda che non c'è solo il lavoro o solo il management, e quel Marte in Cancro in opposizione rappresenta ancora una prova. Venere dalla vostra, godetevi l'amore. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buona giornata anche a te, buon caffè. Adesso torniamo da Marco, però fra un istante, pazienta un po', abbiamo da vedere le pillole dell'almanacco e dopo un'appendice alla rassegna stampa, ho già visto, parleremo di sport, fra pochissimo. Dal 2016 il 3 ottobre è la giornata mondiale delle memorie e dell'accoglienza, in virtù della legge 45 del 2016. La ricorrenza è stata istituita per ricordare e commemorare tutte le vittime dell'immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. La data del 3 ottobre ricorda un evento drammatico ma non isolato. Da quel 3 ottobre ad oggi oltre 24.000 rifugiati e migranti sono morti o risultano dispersi nel Mar Mediterraneo. È importante promuovere riflessioni e impegni affinché le persone in fuga da guerre, violenze e persecuzioni possano arrivare in un luogo sicuro senza dover rischiare la vita in viaggi pericolosi. Ma come funzionano le auto senza conducente? Stiamo parlando delle auto che percorrono automaticamente le strade e reagiscono all'ambiente circostante. Gli elementi robotici azionano sterzo e acceleratore, ma il vero successo consiste nella capacità di interpretare il luogo in cui si trovano e ciò che avviene attorno. Per farlo vengono utilizzate telecamere, radar per percepire direzione e velocità degli oggetti in movimento e LIDAR per calcolare forma e dimensione degli oggetti. Preziose le informazioni dal nostro almanacco, però adesso è anticipato, ci sarà lo sport. Ieri è stata una giornata di Champions. Marco, le nostre italiane hanno fatto abbastanza bene, il Bologna ha perso ma con onore, hanno vinto sia l'Atalanta che la Juve. Che cosa raccontano i giornali? Esattamente, il titolo principale dei giornali, Angelo, è dedicato alla Juventus, come dicevi giustamente tu, i successi di Atalanta e Juve, ma quello della Juve fa certamente più presa anche perché è avvenuto in rimonta e in 10 contro
nostro 11, parliamo di Champions League con le altre due italiane che avevano giocato nella giornata precedente, ma occupiamoci di quello che è successo ieri e sulla Gazzetta dello Sport troviamo questo titolo: Juve da pazzi, Di Gregorio espulso, Vlahovic e Conceição fanno il miracolo. La notizia negativa è legata a Bremer, il difensore che è uscito anzitempo e si teme per lui un problema al crociato. La Champions, una rimontona in 10 all'Ipsia 3-2 con la Juventus, che in questa nuova Champions League dal formato diverso è in testa alla classifica insieme ad altre squadre. Ricordiamo che conta tanto la differenza reti, ma la Juventus ha vinto 2 partite su 2 finora. Dicevamo poi delle altre italiane con l'Atalanta che stenta in Italia ma continua ad essere fortissima in Europa. L'anno scorso, lo ricordiamo, ha vinto l'Europa League e quest'anno sta facendo bene in Champions, ha pareggiato 0-0 la prima con l'Arsenal e ha vinto 3-0 in casa dello Shakhtar, anche se si giocava a Gelsenkirchen. L'Eurodea non perdona, questo è il titolo, e poi Lukman Show e l'Atalanta che si scatena a Liverpool. Intanto il Bologna perde a testa alta, solo 2-0 contro per la squadra di Italiano. Sull'inchiesta sugli Ultras invece le notizie per Inter e Milan che rischiano una multa. Il precedente della Juve nel 2017 600.000 euro e curva chiusa per un turno, multa ovviamente, ma non situazioni pesanti sotto l'aspetto della classifica. Se abbiamo tempo, Angelo, vi faccio vedere anche allora anche 2 pagine velocemente per quanto riguarda il calcio regionale. Quaini, il tuttofare del Catania sulla Sicilia, mi adatto, l'importante è vincere, centrocampista o difensore, devo pensare solo a impegnarmi e a fare tutto al meglio e poi devo ammettere che poter giocare in più ruoli è positivo per me e per la squadra. Questo per quanto riguarda il Catania. Per quanto riguarda invece il Palermo, la coppia Nicolau Bania e l'ariete Henry e la nuova identità dei rosa. Il successo di Bolzano regala certezze nei ruoli chiave a Dionisi in vista di un ciclo di 6 partite abbordabili che può rilanciare i rosanero in classifica. Angelo, a te. Grazie Marco. Adesso prima di salutarci c'è un aggiornamento dalle agenzie. Una donna di 40 anni di Palermo è morta a bordo della sua auto ed avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro un muro. L'impatto è stato particolarmente violento, non ha permesso alla donna di lasciare l'abitacolo dell'autovettura e quindi non ha avuto, non ha avuto scampo. Ci salutiamo, grazie allora ancora a Marco per essere stato con noi questa mattina. Ci salutiamo in musica come facciamo sempre, e oggi è il 3 ottobre, ma nel 1954 nasceva Stevie Ray Vaughan, una icona della musica blues and rock che influenzò anche numerosi, pensate, grandi interpreti come Eric Clapton, ma anche lo stesso Zucchero Fornaciari. La sua breve ma intensa carriera lo ha reso anche una leggenda del genere. È stato scoperto, pensate, da Mick Jagger e poi salì alla ribalta con la band Double Trouble, classificato anche al 12° posto tra i 100...